Marco, Che facciamo? oggi ti voglio far vedere una cosa che tu non hai mai visto, che ti ho promesso più di una volta che ti avrei fatto vedere, ma non te l'ho mai fatta vedere. Mm. Preparati perché c'è da camminare un casino, ok? Scommetto chilometri e chilometri di sterpaglia, roba Esatto, varia. chilometri di starpaglia. Possiamo iniziare a scendere dalla macchina intanto, Dai, ok? vai. Guarda che cacchio di colore c'è. E qua Marco. Sì, sì, lo so, ma mi stavo perdendo nel panorama. Allora, dopo aver fatto 5 metri, forse, vediamo un po' se la riconoscete, se riuscite a capire che cosa potrebbe essere o che cos'era. Ci sono degli elementi che sono molto caratteristici. Qua, intanto, guardate. Dai, questo lo fa capire, dai, questo. Marco, che cos'è? È una tomba Dei gigante. giganti. La macchina a bordo strada proprio. E questa non è censita. Quanti giganti ci stavano, Marco? Beh, di persone come me ce ne stavano almeno tre. Prova a metterti di così. Però hai visto la pietra qua dell'ingresso? Probabilmente qui davanti c'era l'altro. Chissà l'esedra, bisognerebbe. Ah, sì, questa è un'esedra, è di quelle tagliate così, è di quelle tronche. Ah, Guarda com'è fatta, guarda, qua si tronca bene ma si vede molto meglio da questa parte. Se tu vedi lì ah, sì, sì, com'è sì, sì, fatta, è sì. proprio pam, Ma magari l'hanno segata. disfatta. Va bene, intanto guardate il panorama che avevano questi morti lì. E nulla di La foce particolare. del Flumendosa, quelle sono la peschera di San Giovanni, quel molo che si vede lì, Cristolagedo, ecco guardate che bello, lì c'è Torre Salinas, Ziantoni Veppi, quella cima lì, con poi sullo sfondo Monteverro e il promontorio di Capoferrato. Qua su questa cima che si vede qua c'è il nuraghe Saquasecis, ma vi invito soprattutto a sentire il silenzio. Bene, C'è troppa vi pietra. salutiamo da la domus di Zio Mario o No, dei è Sudidori, la tomba dei giganti. dalla tomba dei giganti. Alla prossima, ciao.